Siamo arrivati quindi in centro città, come vi abbiamo raccontato, in un fruttivendolo. Abbiamo detto per sancire quell'alleanza tra produttori e commercianti, ancora con Paolo Manzan, che come consorzio di tutela ha messo in piedi questa iniziativa che si estrinseca in questo cartello, no? Io vendo Radicchio Rosso di Treviso IGP e con il marchio del consorzio dell'IGP. Sì, esattamente. Ultimamente appunto abbiamo sentito l'esigenza di un'alleanza, che ne dicano i media, qua non voglio adesso entrare in polemica, però tra produttori e commercianti ci sono stati degli accordi, c'è questo accordo che sta in piedi benissimo. È un timido tentativo anche di vedere poi cosa succede, per poter poi espandere questo accordo a livello magari, che ne so, regionale o anche nazionale. Ecco, l'obiettivo di questo accordo è quello di portare informazione, quella corretta informazione al consumatore. Sì, esattamente. Allora, il consumatore quando entra nel negozio chiede del radicchio. E chi meglio di chi lo vende, di chi può dare queste informazioni? È il commerciante e per questo stiamo cercando appunto di questa alleanza. Informazioni che le abbiamo raccontate prima, il disciplinare dell'IGP, quindi le garanzie per il consumatore di avere dei prodotti di qualità, certificati, di stagione e locali, no? Tutto questo chi meglio, come dice lei o come dici tu Paolo, se non il commerciante che ha l'approccio diretto con il consumatore oltre all'agricoltore. Sì, teniamo conto anche che questo tentativo di alleanza, questa alleanza insomma di fatto è fatta appunto da tutti e due, quindi siamo sia noi agricoltori, contadini che cerchiamo di avere un punto in comune con il mondo del commercio. Siamo stati un po' troppo bistrattati, insomma ecco, è retorica quando si dice ma il commerciante assolutamente rincara. Però non è vero, a volte il commerciante ha anche le sue ragioni ed è un contadino che sta dicendo questo, insomma. Cerchiamo diciamo appunto che voi avete anche poi stabilito che il commerciante poi si sottopone anche a dei vostri controlli per la corretta gestione del prodotto. Esattamente, qui appunto c'è un cartello che indica la vendita del prodotto IGP. Per essere sicuri noi agricoltori che il commerciante onestamente ha accettato appunto lui di essere controllato. Questo è interessante. Allora andiamo all'interno con anche la nostra telecamera per vedere allora questo commerciante come si è messo in gioco con il Radicchio Rosso di Treviso IGP. Prego. The winner is Credito Trevigiano. No, non stiamo parlando di cinema, ma dell'Oscar di bilancio, prestigioso riconoscimento che la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana consegna alle imprese che presentano un bilancio chiaro e virtuoso. Sentiamo il presidente del Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. È un bilancio fatto non da solo numeri, ma fatto di relazioni, di persone, di gioco di squadra verso i suoi stakeholder che sono i principali, i soci. È un bilancio chiaro, netto, che con trasparenza verso l'esterno mette in evidenza le peculiarità e quello che il Credito Trevigiano ha fatto verso la comunità e verso le aziende, verso le famiglie, verso il territorio. Bisogna continuare sempre a migliorare, guardare dentro se stessi, guardare gli altri, confrontarsi, competere e quindi riproporre nuovi modelli, nuove iniziative, sempre sotto l'innovazione e la novità, ma soprattutto la novità delle relazioni, il rapporto stretto col territorio, il rapporto con i soci, il rapporto con i clienti. Io penso che l'anno scorso finalisti e quest'anno vincitori dell'Oscar sia un messaggio importante da dare alla comunità che questa è una banca veramente legata al territorio che sa comunicare in modo efficiente ed efficace. Un trionfo che ha come degna cornice il cuore della finanza italiana, il Palazzo della Borsa di Milano. Una vittoria dovuta al lavoro di una squadra affiatata che consente a Credito Trevigiano di crescere anno dopo anno. Sentiamo il direttore di Credito Trevigiano, Umberto Longo. È la conferma del tanto impegno ed è la conferma soprattutto che il Credito Trevigiano sta crescendo in tutto, anche in termini di trasparenza e di politiche di bilancio.
La serietà e la professionalità di Credito Trevigiano sono riconosciute dai massimi esponenti della finanza italiana. Sentiamo Renato Dallariva, uno dei membri della giuria. Credito Trevigiano si è distinto per la qualità dell'esposizione, per le motivazioni che poi sono state anche espresse rispetto all'anno scorso, dove era entrato come finalista. Quest'anno il passo in più è riuscito a farlo. Eccoci qui quindi all'interno di questo negozio Renzo Ghedin, grazie ovviamente dell'ospitalità. Siamo giunti quindi all'interno di un classico fruttivendolo con il presidente del consorzio del radicchio rosso di Treviso, Paolo Manzan, e il presidente per Unascom, Confcommercio, quindi presidente dei fruttivendoli, possiamo dire, della provincia di Treviso, e per sancire un po' questa alleanza, no? Voi vi siete messi in gioco, noi accettiamo di essere controllati, mettiamo un cartello dove diciamo che vendiamo l'IGP e vi aiutiamo a informare il consumatore. Ho detto giusto? Noi abbiamo fatto questa collaborazione con il Consorzio del Radicchio di Treviso proprio per poter dare un ampio risalto a cos'è il Radicchio di Treviso IGP. Se io a un cliente gli dico vuole l'IGP, e il cliente ovviamente mi dice di sì. Certamente, perché si fida ovviamente della sua parola e poi anche lei si mette in gioco, perché se il cliente vede che lei dice cose non vere non torna più qui. Allora diamo invece uno sguardo a questo consorzio di tutela. Mi sembra che stia lavorando per far crescere anche degli strumenti utili poi al commercio per vendere meglio e per far affezionare i consumatori. Sì, adesso è partita questa iniziativa in cui vediamo la tabella in cui noi diamo una garanzia che nei nostri negozi, e siamo più di 30-35 negozi in provincia di Treviso, che hanno dato la disponibilità ad avere sempre e costantemente la presenza del radicchio rosso IGP di Treviso. Certamente, infatti Presidente lei diceva la tabella, il concetto Manzan di far squadra, io vedo qui Camera di Commercio, Provincia di Treviso, Regione Veneto, Ministero delle Politiche Agricole, è un po' questo il segreto, e in questa squadra c'è anche Confcommercio. Questa è appunto parte dell'alleanza tra mondo della produzione e mondo del commercio. Proprio in conclusione i consumatori poi chiedono al fruttivendolo come preparo questo prodotto, come lo cucino. Ad esempio il radicchio sappiamo che non solo crudo, ma ad esempio alla griglia è straordinario. Certamente che ce lo chiedono e noi siamo pure in grado di spiegare come ho fatto ricette a nastro, che ce ne sei. Tra l'altro c'è anche un ricettario in prossima distribuzione sul radicchio rosso di Treviso che gentilmente il consorzio si farà carico di distribuire ai consumatori. Noi vi ringraziamo per averci seguiti, ma ringraziamo innanzitutto per tutti questi messaggi il Consorzio di Tutela. Grazie a Manzan e grazie ovviamente anche ai fruttivendoli trevigiani per il lavoro verso il consumatore che fanno quotidianamente. Noi siamo arrivati alle conclusioni, speriamo di avervi raccontato delle cose interessanti, ci rivediamo la prossima settimana. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APO VF.